Conto alla rovescia per l'attivazione della zona rossa nell'area della stazione di Padova. In sostanza aumenteranno i controlli delle forze dell'ordine, ma soprattutto, in caso di soggetti già noti e sorpresi in atteggiamenti aggressivi o molesti, potranno essere allontanati da una zona che si estende fino a qualche centinaio di metri in tutte le direzioni dal piazzale della stazione. Si tratta di un provvedimento che mira a rendere più efficaci le misure di contrasto contro la delinquenza comune e ad assicurare anche una migliore fruibilità degli spazi da parte dei cittadini. Si tratta di un'area che è assolutamente fruibile da parte dei cittadini, quindi non ci saranno cinturazioni, anche se l'espressione zona rossa potrebbe evocare altro. Si tratta di una più efficace misura di controllo legata al particolare contesto urbano che consentirà alle forze dell'ordine di allontanare le persone che si rendono responsabili di condotte antisociali, quindi illegali, e nei cui confronti ci sono già dei precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, di reati contro la persona, porto abusivo d'armi per esempio, quindi anche contro il patrimonio. L'ordinanza sarà in vigore per 60 giorni, dal 6 febbraio al 6 aprile. Al termine di questo periodo sarà fatta una valutazione per comprendere anche l'impatto e l'efficacia che avrà avuto il provvedimento. Ognuno potrà liberamente circolare, in quest'area che è stata perimetrata, che è stata individuata e chiaramente in presenza di determinati comportamenti che pongono in essere persone, ripeto, nei cui confronti ci sono già dei precedenti specifici, le forze dell'ordine potranno immediatamente allontanarli dalla zona. Ci sarà un servizio di vigilanza e di controllo molto articolato tra polizia, carabinieri, guardia di finanza con il supporto della polizia locale.